Una comunità di famiglie che a Gino Cecchettin e i suoi figli si è stretta forte dal novembre 2023, quella di Vigonovo, che aveva adottato anche la sua solare mamma, la nonna di Giulia, Carla Gatto. La notizia della sua scomparsa è arrivata come un fulmine a ciel sereno in paese. La villetta bianca con i fiocchi rossi è chiusa e silenziosa. Chi passa rivolge un pensiero e una preghiera. La vita è questa, non lo possiamo mai sapere cosa ci succederà. Un po' sfortunato quest'uomo, purtroppo capita a tutti. Sfortunata certamente, specialmente da parte di Gino. Una bella persona, Gino. Sì. Gentile. Sempre senza sbilanciarsi in politica oppure anche con la giustizia. A Gino Cecchettin, ai due figli e al fratello di quest'ultimo si stringe anche il cognato e lo zio materno di Giulia, Andrea Camerotto, che non rilascia dichiarazioni al microfono, ma ci racconta l'ultimo incontro a Natale. Si sentiva stanca la signora Carla. Mamma e nonna aveva vissuto a fianco del figlio un dramma e un dolore indescrivibili. Mamma e nonna Carla era molto amata anche nel paese dove il figlio viveva. Ci troviamo ad esprimere in questo momento di dolore le nostre condoglianze, la nostra solidarietà a Gino e alla famiglia Cecchettin per la perdita della mamma, della nonna Carla. È una persona che abbiamo imparato a conoscere con tutta la sua forza e auguriamo proprio a Gino e alla sua famiglia di poter contare sull'esempio e sulla forza di Carla per superare questo momento di lutto e di dolore.